Intitolato Olympus alle origini del gioco, il Carnevale di Venezia 2026 celebrerà le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, un connubio per certi versi inevitabile, visto che i due eventi si svolgeranno sostanzialmente in contemporanea, dal 31 gennaio al 17 febbraio il Carnevale, dal 6 al 22 febbraio le Olimpiadi. Ma quali sono i punti di contatto in cui performance sportive e travestimenti si incontrano? Il carnevale è una festa eterogenea, divertente, chiassosa e a voler guardare nella storia dell'arte troviamo tantissimi riferimenti. Chi si vuole vestire e ha voglia e fantasia, a partire dai miti greci fino ai supereroi ce n'è. Nel quadro di fine Settecento di Gabriel Bella, La festa del giovedì grasso in piazzetta, utilizzato a simbolo di questa edizione del Carnevale, si vedono degli atleti che formano una piramide umana, una delle specialità di uno spettacolo all'epoca molto popolare, chiamato Le Forze d'Ercole, oppure un acrobata che si sta calando dal campanile di San Marco, il cosiddetto svolo del turco. Ecco allora come abilità sportive e festeggiamenti carnevaleschi si intrecciassero nel Medioevo. Al calcio giocavamo già nel 300, 400 con regole completamente diverse e fu sospeso, pensate, addirittura quindi per capire qual era il confronto, perché c'erano troppi decessi. Quindi insomma, ma non soltanto tra chi lo giocava, ma anche tra il pubblico. A volte di questi tumultuosi eventi sportivi rimane traccia nella toponomastica cittadina, come per Calle della Raccheta a Cannareggio. Si giocava con una racchetta, va bene, e con una palla che era fatta con pergamena e all'interno, compressa, veniva messa della lana e addirittura rimbalzavano. E lungo la calle, dalle finestre sovrastanti, c'era un pubblico incredibile e costante. Il primo appuntamento del Carnevale di Venezia 2026 sarà in Piazza San Marco dalle 17 di sabato 31 gennaio con il Gran Ballo di Carnevale, seguito domenica dal suggestivo corteo acqueo lungo il Canal Grande e lo scoppio della Pantegana sotto il Ponte di Rialto. Da lì un lunghissimo calendario di eventi in tutto il comune, dagli spettacoli sull'acqua dell'Arsenale a sfilate di carri allegorici in tutto l'entroterra e a Lido e Pellestrina. Il Carnival Street Show prevede oltre 350 artisti coinvolti e 1000 esibizioni, ma anche nello spettacolo all'Arsenale nonché al dinner show il tema delle Olimpiadi sarà ripreso. Abbiamo cercato di diminuire la pressione territoriale anche con l'espansione della programmazione su tutto il territorio, a cominciare dalla terraferma. Il fatto di non avere solo la spettacolazione in Piazza San Marco e di avere più punti di attrazione ci permette di non avere particolari affollamenti. Ovviamente le aree più centrali in alcuni momenti sono fortemente